Questo salone fu realizzato, potremmo dire, a tappe forzate. Scrivendo al suo amico Francesco Algarotti, Tiepolo confessa che pensava di impiegarci almeno 4 anni, naturalmente 4 anni nei quali avrebbe dovuto anche dedicarsi ad altre imprese. Di fatto impiegherà in tutto 1 anno e mezzo, ma di vera pittura continua è stato calcolato che ci sono 3 mesi precisi di lavoro. Il soffitto è diviso in 2 registri, in modo che coloro che entravano da ciascuna delle 2 grandi porte del salone potessero essere accolti da una parte di questo tormentato e complicato empireo, di questa popolazione celeste. Da questa parte del salone, dove mi trovo ora, ci sono le 4 parti del mondo. Un tema molto caro a Tiepolo e molto caro alla retorica veneziana, una Venezia che continua a sentirsi come un'intermediaria fondamentale fra l'Italia e l'Europa, anzi fra l'Italia, l'Europa e il mondo.